Decima giornata del campionato di prima categoria Girone C, all'Italo Ferrando va in scena il big match tra Rabona e Ampi, padroni di casa terzi con 7 punti ottenuti nelle ultime 3 gare e alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Ospiti invece settimi, ma reduci da 2 sconfitte negli ultimi 3 match. Prima azione della gara al settimo minuto con Perrotti che cerca sul secondo palo Cantoni, decisivo l'intervento di Turinese ad anticipare l'11. Al decimo il cross di Altamore diventa un tiro in porta che colpisce la traversa e sulla respinta Placido manca incredibilmente il tapino. Al 14° minuto prima opportunità per i biancorossi, con Musso che offre una grande spunta per Gallo, che controlla il calcio. Hanno una doppia occasione con Musso che prima tenta la giocata individuale e poi sulla punizione di Shahaj cerca la girata acrobatica ma non trova lo specchio. Solo 30 secondi più tardi Lampi in avanti, con Crosetti che mette in mezzo, il pallone giunge a Fileni che si gira e calcia, colpendo però solamente il palo. Intorno al 25° doppia opportunità per gli ospiti, prima ci prova Placido in scivolata e poi Perrotti di testa, ma nessuna delle due conclusioni crea problemi ad Arnaldi. A 5 minuti dall'intervallo gli ospiti la sbloccano, con il cross di Cantoni che si trasforma in un perfetto assist per Perrotti, che con una bellissima sforbiciata trova la rete del vantaggio per i suoi. La Rabona ancora sotto shock rischia di subire il 2-0, una respinta troppo corta di Caraventa si deposita sui piedi di Crossetti, ma il capitano calcia fuori. Ma solamente 2 minuti più tardi, nel recupero, Lampi trova la rete del raddoppio, con Fileni che raccoglie la respinta di Arnaldi e mette in mezzo per la corrente Cutrignelli, che in scivolata deposita in rete il pallone del doppio vantaggio. Prima rete stagionale per il giovanissimo centrocampista classe 2002. Si conclude così la prima frazione di gioco. Il secondo tempo si apre subito con una ghiottissima occasione per i biancorossi, infatti dopo neanche un minuto Musso viene atterrato in area. Per il direttore di gara Muia è rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso capitano, ma il 9 calcia incredibilmente alto, palla colpita male e penalty sprecato. Scampato il pericolo Lampi si chiude dietro, protezione del vantaggio e le occasioni diminuiscono. Intorno all'ora di gioco la punizione Crossetti termina sul fondo e in ripartenza sempre Lampi prova a cercare la rete del tris con Perrotti, conclusione però troppo debole. E dopo quasi 11 minuti di recupero l'arbitro Muglia fischia 3 volte, all'Italo Ferrando Lampi sbanca e aggancia 18 punti proprio la Rabona.